Si tratta di emergenza siccità e va trattata come tale, senza la volontà di creare allarmismi, ma ora si deve cominciare a pensare a tutelare le risorse idriche a disposizione, potenziare la capacità di stoccaggio negli invasi esistenti, mettere in efficienza quelli penalizzati da masse di detriti. Inoltre si devono incrementare i sistemi di ricarica artificiale della falda e trovare altre alternative. L'ultimo rapporto ARPAV sostiene che nel mese di febbraio sul Veneto sono mediamente caduti 3 mm di precipitazioni, quando la media del periodo 94-2022 è di 60 mm. Questo in sunto ciò che ha affermato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, anticipando la pubblicazione del rapporto ARPAV. Il documento riferisce che gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono pressoché nulli e in tutti i bacini idrografici della regione si riscontrano condizioni di elevato deficit pluviometrico, che vede in pesante sofferenza Po Adige, Livenza, Piave, Sile e Tagliamento. Siccità giudicata estrema in alcune aree del Veneziano, moderata sulla provincia di Rovigo, sulla punta meridionale della quella veneziana, sulla zona dell'Alto Garda e su una fascia tra Bellunese, Vicentino e Trevigiano, ma sul resto del Veneto mette in evidenza una siccità severa. Per quanto riguarda i fiumi, alla data del 28 febbraio le portate si mantengono inferiori alle medie storiche su tutti i principali corsi d'acqua. La Regione sta promuovendo interventi e sta preparando un piano irriguo, ma il problema non è solo di una regione ma comune. Bisogna guardare una strategia a livello nazionale con la definizione di un piano straordinario che tuteli le risorse idriche e indichi precisi interlocutori agli amministratori regionali e territoriali.